È un comparto che sta soffrendo da molto tempo, sta soffrendo per delle politiche miopi, soprattutto da parte delle istituzioni europee che impongono una riduzione dello sforzo di pesca, delle giornate di pesca e che non capiscono invece come i pescatori non sono una minaccia per il nostro mare, per la nostra risorsa ittica, ma sono i primi custodi del mare. Salviamo la pesca è lo slogan che accompagna l'apertura degli Stati Generali del settore all'Auditorium San Nicolò di Chioggia, prima tappa di un percorso diffuso che si svilupperà tra maggio e giugno in varie località della costa veneta. Nel Veneto rappresentiamo il 17% del PIL in termini di pesca a livello nazionale, oltre 1 miliardo e 300 milioni di fatturato, oltre 15.000 addetti e oltre 4.000 imprese. Se guardo solo il distretto ittico di Rovigo Chioggia che io presiedo, ci sono 850 milioni di fatturato espresso, 8.000 addetti e 3.000 imprese. Nonostante questi numeri, la pesca sta vivendo una fase talmente difficile da metterne a rischio la sopravvivenza stessa. Tra i vari problemi, le imprese faticano a reggere davanti a quella che viene definita un'importazione selvaggia, spesso spacciata per prodotto nostrano, e davanti alla concorrenza di paesi rivieraschi dove vigono normative meno stringenti. Le normative comunitarie non tengono conto per esempio i fondali che ci sono qui, che sono inferiori rispetto naturalmente a quelle del mare del nord, e le giornate di pesca, la tipologia di prodotto, quindi di pesce, tutte cose che devono essere valutate in modo specifico dalle normative. Con la nuova normativa europea entro il 2025 porterà a 1 giorno e mezzo, 2 giorni a settimana le imbarcazioni il permesso per poter andare in mare. Secondo voi un'imbarcazione con 6, 7, 10 persone a bordo, con il loro contratto sindacale, il minimo garantito, può lavorare 1 giorno e mezzo a settimana? L'appello alle istituzioni è per misure di sostenibilità sociale e ambientale che assicurino un futuro al comparto. Ci sono delle novità importanti e le abbiamo ottenute lottando, quindi come ad esempio l'aumento del fermo temporaneo di pesca da 6 a 12 mesi, e agevolazioni per i giovani per gli acquisti delle imbarcazioni a fondo perduto, agevolazioni di accesso al credito e alle assicurazioni, per cui ce ne sono parecchie novità e qualcosa si riesce ad ottenere.